Allora, giusto, siamo in chiusura, mi sa che siamo andati oltre, qui abbiamo discusso a lungo di varie problematiche legate alla didattica che sono nate anche dall'osservazione degli esempi presentati. Siamo in chiusura, dico una breve cosa, è arrivata una domanda a cui non rispondo, ma dico solo, è già stata inviata la risposta scritta. È arrivata una domanda su possibili varianti al primo esempio, quello dello stuzzicadenti. La domanda era se lo stuzzicadenti tocca 5 numeri o 7 o 9, che cosa succede? Lì bisogna fare attenzione. Io ho detto la risposta in quel caso, mi sento di dire che sì all'ultima domanda, cioè se ne copre 9 mi sembra. Sugli altri ci devo pensare, però in realtà siccome le questioni sono una delle questioni toccate da quelle domande che mi sono arrivate, no, da quell'esempio sono i criteri di divisibilità. Se io per esempio metto lo stecchino sopra 5 numeri, troverò un numero che è divisibile per 5 e ho bisogno di usare un criterio di divisibilità per 5 che vale per la divisibilità per 5 a quel punto, e quindi non dovrò più usare la somma delle cifre, perché il criterio di divisibilità per 5 mi dice di guardare come è fatta l'ultima cifra. Allora, a seconda di quanto è lungo lo stuzzicadente, di quanti numeri tocca, devo usare criteri di divisibilità giusti per quel tipo di divisibilità che ottengo facendo quell'operazione. Quindi, come appunto è stato risposto per iscritto, vabbè, la domanda adesso non la formulo, però solo in un caso mi sentivo di dire che la risposta era sì, negli altri direi di no, perché quando si coprono 5 numeri o 7 numeri si ottengono rispettivamente numeri divisibili per 5, numeri divisibili per 7, e i criteri di divisibilità non riguardano più la somma delle cifre, ma sono diversi, e quindi eventualmente si può modificare il gioco non più guardando la somma delle cifre, ma formulando l'ultima, diciamo, la chiusura del gioco sulla base dei criteri di divisibilità. Ecco, questa era l'ultima cosa che volevo dire, e con questo abbiamo concluso per oggi. Vi auguro una buona serata e arrivederci a presto.